Ed eccoci in diretta, amici di Veneto Globe, ben ritrovati. Oggi è sabato 4 gennaio e quindi intanto buon anno a tutti e ben trovati in questo nuovo 2020. Oggi non sono solo perché con me c'è la mia carissima Valentina Corte. Ciao a tutti! Ci siamo, sta partendo un'altra diretta direttissima, ma intanto arrivano gli Aerosmith, Ragdoll. Ragdoll, Aerosmith, ciao. Ma ciao anche Ciao a te. Vale, che ciao. bello averti qui. Oh, ma sai che sono contenta anch'io. Poi c'è ancora tutta questa atmosfera natalizia qui a San Sì. Vendemmiano, che bello. Beh, siamo ancora ufficialmente in periodo natalizio fino almeno al 6 gennaio, no? Sì, beh, per forza, però sai, non è così facile trovare sempre questa atmosfera così natalizia. Qui la senti proprio, devo dire. È vero, Riccardo, è una cosa che noi, tra l'altro, è bello tu sia arrivata oggi, no? Però è una cosa che noi diciamo già da tempo, in realtà, perché qui a San Vendemmiano si respira davvero quest'aria natalizia, il clima proprio di condivisione, l'amore, il calore. È bella l'amore, sapevo che lanciavo la parolina magica, lei la coglieva subito. Ebbene, ci siamo, quindi oggi abbiamo fatto una diretta un po' prima perché ci sono delle cose importanti che vogliamo mostrarvi e quindi vorrei chiedere subito alla regia se è possibile avere una visuale di quello che sta accadendo all'esterno della nostra tensostruttura. Ecco, lo vedete, c'è una telecamera che fa vedere dei signori che se stanno a scafambanino. ma vedete adesso in questo momento anche
i cavalli, i pony che stanno I passando pony. con le accompagnatrici, che sono quelle che poi faranno divertire e godere i bambini anche di questo momento, come si può dire, animalesco. No, animalesco è brutto. Animalesco è brutto. È brutto, no, però no. diciamo di pet therapy, Oh, chiamiamolo bello, così, bello, dai, bello. ci può Brava, stare, no? brava, quasi Ma quasi secondo ti te mi assumo. reggono anche a me i pony? Ci posso fare un giro io? E io non lo so onestamente, poi andiamo a chiedere, lì ci sono gli istruttori, anzi vedo tutte delle ragazze, probabilmente sono delle Vestite da renne. da renne, babbo natalizie, forse sono anche loro delle cavallerizie, delle istruttrici, non lo so, poi andremo comunque a fare delle domande, non so se verranno anche qui in casetta insieme a noi. Beh, invitiamole, Sì, Riccardo, sì, perché infatti. no? Dai, andiamo a prenderne una, tanto sono in tante, vedo. Ne prendiamo Certo. una e ce la portiamo qui in casetta. Ma non è l'unico evento previsto per oggi questo, perché all'interno della tensostruttura, Valentina, tu non lo sai, alle ore 15, che ore sono adesso? Quindi, mancano 10 minuti più o meno, inizierà anche lo spettacolo del mago Sirio. Oh. Il prestigiatore, ti spiego chi è, Sirio Alfieri, invita tutti in un viaggio nel suo mondo di fantasia fatto di meravigliose illusioni e momenti magici. Quindi l'invito che fa chiaramente a tutti i partecipanti di Magie d'inverno è quello di lasciarsi trasportare in un mondo fatto di storie, segreti e strane coincidenze. Oh, ma che bello! Poi il Natale è Interessante. magico, no? Quindi ci sta Esatto. che ci sia un mago magico nel Natale magico. Ecco, per un attimo, non so se avevi visto, abbiamo guardato anche l'interno della struttura che si sta popolando, eccola qui, vedi ci sono anche i gonfiabili per i bambini, c'è una zona ristoro, ecco li vedete, no? Sono tutti senza giubbotto, questo vuol dire che all'interno la struttura è riscaldata, questo è sicuramente una cosa importante in queste giornate invernali dove beh, magari il certo. freddino dopo un po' si fa anche sentire. Sì, soprattutto verso sera. Adesso insomma è ancora prestino, quindi bene o male oggi ci sono 13 gradi, o perlomeno No, la mia infatti. macchina segnava 13 gradi. Si sta molto bene oggi, Poi sì. in realtà la temperatura si abbassa, quindi è bello che sia riscaldata anche questa struttura per i bambini, assolutamente. Esatto, brava. Il Io dramma... ci posso salire nei gonfiabili, Riccardo? Non lo so, ma vuoi salire dappertutto oggi? Ma Cos'è sì, sta ma mi cosa? sento un po' natalizia oggi. Ho voglia di giocare con i pony, le luci, i coriandoli, i sassi. Ebbene, abbiamo portato anche a San Vendemiano uno dei nostri tormentoni. Per chi non lo sapesse, noi siamo in onda, adesso torneremo in onda dal 7 gennaio ufficialmente, ma siamo in onda tutti i giorni, sia su Veneto Globe che su Radio Academy, che è la prima scuola di conduzione radiofonica del Veneto, va bene ripeterlo ogni tanto. Beh, bisogna, Ecco, Riccardo. perché giustamente abbiamo questo primato, questo merito, questo vanto che vogliamo assolutamente portare avanti. La prima scuola di conduzione radiofonica del Veneto è proprio a Conegliano, noi ci siamo e portiamo alto il nome di questa accademia. Beh, dobbiamo. Poi io beh. sono il nome di no, scherzo. Io ho fatto tutti Beh, i corsi di appunto. conduzione radiofonica con Radio Academy e li consiglio a tutte le persone che vogliono scoprire il mondo della radio. Abbiamo già un saluto, Vale, c'è Mario che ci scrive: ciao ragazzi, ma ai pony avete dato un po' di vin brûlée che si riscaldino? No, per il momento non serve Mario, No, però no. grazie per il suggerimento. Per il momento i pony stanno bene, oggi no, come dicevamo prima, non fa proprio freddino, adesso perlomeno sono quasi le 3 di pomeriggio, quindi insomma si sta ancora bene. Poi casomai chiediamo se comunque i pony apprezzano anche il vin brûlée, non lo È so. più facile che lo apprezzino le ragazze che stanno facendo Esatto. girare i pony con i bambini, il vin brûlée. Ciao, Ci c'è un bambino che ci salutano. saluta, ciao, 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 ciao. E questo lo dobbiamo dire anche questa volta, giustamente noi abbiamo una posizione privilegiata da qui perché possiamo vedere sia l'interno che l'esterno, no? Quindi aspetta che devo fare una cosa. Ho la tosse, ragazzi, da un mesetto. I frutti di stagione, Esatto. Riccardo. Esatto, e non sono quelli di mare in questo caso. Chiedo alla regia se ci inquadrano un attimo a noi, qui dentro alla nostra casetta studio, così possiamo fare un saluto ai bambini che sono là dentro. Allora facciamo ciao ciao con la manina ai bambini. Eccoli là, perché giustamente loro stanno all'interno dove ci sono degli schermi e loro vedono la nostra diretta, quindi ci salutano dalla struttura, dalla tenda, e noi chiaramente ricambiamo. Che meraviglia. Che meraviglia. Lancia tu. Siamo splendidi, splendenti anche noi oggi. Sì, sì. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente,
Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente, è padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono si vedrà, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità. Splendida, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente, tutto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, splendente, splendido, splendente. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono si vedrà, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente vanità. Splendida, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente, tutto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, splendente, splendido, splendente. As Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand
understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always have me forever and nothing. Always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face. There's no price I won't pay to say these words to you. Well, there ain't no luck in these loaded dice. But baby, if you give me just one more try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah. We'll love you, baby. Always have me Veneto Globe, sabato 4 gennaio, siamo qui a San Vendemiano, magia d'inverno, è Che proprio tutto meraviglia. magico, Riccardo, Sì. ci sono i pony, ci sarà a breve il mago, anche anzi forse ha già cominciato perché cominciava alle 3, no? Ne parlavamo poco Sì, l'evento fa. era previsto per le 3, ma non vedo ancora del movimento, quindi probabilmente, sai, c'è il solito ritardo fisiologico. Fisiologico perché deve andare in bagno? Può darsi, Ah, può ok. darsi. No, i 15 minuti accademici di solito, no? È così che accade. Si crea un po' più di aspettativa, di suspense. Di suspense. Ti piace sta cosa? Mi piace, mi piace lo sapevo. mi piace proprio come dici suspense, Ecco, guarda. chi è? Giovanna è tornata? Anche lei? No. Chissà come sta la signora Giovanna a proposito. Che ne so io? Se ha digerito le mazze che ha al forno. soprattutto. Di questo ne parleremo sicuramente dal 7 di gennaio in poi. Anzi, l'8 avremo già la nostra puntata in diretta e vedremo se riusciamo ad andare anche su Veneto Globe in modo da carpire più persone, fare un gruppo bello nutrito. Quella diciamo. cosa là, Quella insomma, roba là. quella roba là. Tra l'altro il 14 è martedì. Non lo so, sì. Il 14 martedì lo è, avremo una super ospite che ci parlerà del significato del 2020, perciò dovete assolutamente vero. essere presenti, ragazzi, perché se vi interessano i numeri e il significato dei numeri è la vostra bundata. La vostra soprattutto. La vostra. Bene. Allora, abbiamo visto, anzi lo vediamo nelle immagini che ci stanno proponendo dalla regia, che all'esterno della struttura oggi c'è uno show dedicato ai bambini, uno show con gli animali, in questo caso sono dei pony, e i bambini possono proprio salire sopra e fare una piccola passeggiata con questi splendidi animali.
Oh, e ma anche che Valentina carini. ci vorrebbe andare. Salutiamo anche le persone che saltano davanti alla telecamera perché perché è più Vabbè, forte vabbè. di... ma è normale. È gioia pura, quindi ci sta anche quella, Riccardo. Chi non l'ha mai fatto e vede una telecamera si mette lì a fare ciao ciao con la manina, è Ma normale, dai, no? io no, ma magari tu sì. Beh, io sì. Non ho mai fatto come i famosi Paolini della situazione, sai, quelli i disturbatori che si mettono dietro. Sì, a vendere preservativi di solito. Ma non è che li vendono, No, vabbè, era facevano sì, vedere- un po' di polemica in questo caso, ma vabbè, sì. Comunque l'importante per loro è disturbare, non tanto fare proclami di qualche genere. In ogni caso, lo ricordiamo perché è giusto, siamo a San Vendemiano, vero Vale? Siamo a San Vendemiano e come ho detto si chiama Magie d'inverno. Esatto. Questo chiamiamolo evento, possiamo chiamarlo evento? Lo è, Comunque lo è. È un'area adibita a casette di Natale che possono essere casette enogastronomiche come di vendita di prodotti, oggettistica e quant'altro. In più ci sono veramente tante aree dedicate ai bambini, questo è molto bello. Ma la cosa bella è che sono dedicate a grandi e piccini. Ad esempio, Valentina, uno dei vanti di questo luogo, il fiore all'occhiello, è sicuramente la pista di pattinaggio. Beh. Tu forse non lo sai, ma sono addirittura 800 metri quadri di pista sul ghiaccio. Ah, però. Eccola qui, la vediamo adesso. Vediamo che c'è già tanta gente che sta affollando proprio e partecipando. Ma mi porti a all'attività. pattinare sul ghiaccio, Ricca? Ti porto anche a pattinare sul Grazie, ghiaccio. Quante voglio cose vuoi fare? Voglio oggi? fare tutto, voglio andare nei tappeti elastici, voglio andare sopra i poni se mi reggono, Sì. voglio andare a pattinare sul ghiaccio. Se ti voglio regge fare... anche il ghiaccio, non lo Ma so. no, Quello ti regge? Quello mi regge, Ah, boh, dai, lo è so. poco, è uno strattino, cosa vuoi? Vuoi che non mi regga il ghiaccio? No, Ma vedi, insomma, vedi, poi- Vale, la cosa bella è che proprio questa pista è come le piste vere che si trovano in montagna. Perché anche fatta qui proprio a bene, San Vendemiano è nata una squadra di pattinaggio artistico e anche di hockey sul ghiaccio che va a competere con le squadre di montagna, quindi pensa un po'. tanta roba, ragazzi, Beh, decisamente tanta roba. Poi immagino che la struttura sia anche non sia proprio così semplice da mantenere, no? Quindi non lo è affatto. Ben venga, insomma, ecco, sono sempre belle iniziative quando diciamo ci mettono di mezzo lo sport e qui qualcuno mi Ecco, odierà. guarda Vale, vedi, questi sono proprio i giocatori dell'Ice Team San Vendemiano, Sanve, che giocano, io non so dove erano in questo caso, a Pieve di Cadore. Ecco, questa è una partita che si è svolta a Pieve di Cadore, vedi, questa è l'Ice Team Sanve. Fantastico, anche domani mattina ci sarà una diretta alle 11 circa. Che quindi meraviglia. 3 partite addirittura. Io adesso non so quali saranno le squadre. Comunque l'Ice Team Sanve sarà protagonista di queste partite e le potete vedere su Veneto Globe verso le 11 del mattino. Vi collegate sempre con noi tramite il sito, chiaramente, che è venetoglobe.com, ma anche sui nostri canali social a partire da YouTube. Molto semplice, basta aprire proprio l'iconcino di YouTube, cercare Veneto Globe e seguire le dirette, oppure anche sui canali social come Faccia Libro, Facebook per chi è un po' più acculturato di noi, insomma, perché Però che si sa. meraviglia, che bello che scusa, tutti i calciatori mi odieranno in questo momento, ma che bello che non si parla solo di calcio, Riccardo. Ma assolutamente. Oh. Allora, tu devi sapere che peraltro San Vendemiano è un comune molto molto attivo a livello sportivo. Abbiamo detto questo primato della squadra di hockey, ma anche di pattinaggio artistico sul ghiaccio e poi Beh, hanno anche una bella squadra di basket loro, di basket, bravissima, e volevo passare anche per il ciclismo. Beh, certo. Anche sì. lì sono molto molto forti, quindi davvero complimenti. C'è un altro messaggio per te, Valentina, lo vedi tu? No, lo vedo io. Vale, io che sono un po' pazzerello, qualcosa di buffo io lo faccio di sicuro davanti a una telecamerina. È quello che si Detto diceva così prima, non no? suona tanto bene, No. però va bene. Era quello che dicevamo per la gente che saluta le telecamere. Salutiamo Mario che ci segue sempre. Un bacione Mario, intanto continuiamo ancora con un pochino di musica, tra poco. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time
You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but let's ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Calm me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Ma che meraviglia! Ma Riccardo, ha iniziato anche il mago! Hai visto, tanta roba. Possiamo fare un saluto subito a queste persone che sono qui davanti. Ciao amici! Ci sono due bimbi bellissimi e una signora carina che Beh, io conosco. gnocca, posso dire? Ah, proprio? Gnocca, oh, quando bisogna dire la verità si dice la verità. Allora, oh. se guardate dentro sulle TV ci siamo anche noi. Ma che meraviglia! Ma hai visto che è iniziato il mago? Ci sono tutti i bambini attorno che stanno a vedere tutte le magie del mago. Eh sì, ha iniziato quindi lo spettacolo Mago Sirio. Ve l'abbiamo detto, Sirio Alfieri è un prestigiatore che invita tutti in un viaggio nel suo mondo di fantasia, fatto di meravigliose illusioni e momenti magici, e si vede che i bambini sono presi da questo spettacolo. Tra l'altro, Riccardo, vorrei salutare anche Jamil Matos, Oh, che viene da bene. Cuba e tiene 2 nomi e 2 cognomi, e che ci dice: ciao ragazzi, bravi sempre al top. Ciao beh, sì. Jami, ciao anche a te, grazie che ci segui sempre. Ricordiamo, Jami è una delle ragazze che ha fatto sarà contenta
contenta che l'ho chiamata ragazza. Beh, cos'era, vecchia, no? No, Insomma, vecchia no, ma ci mancherebbe. una ragazza. Anzi, il contrario. È una delle ragazze che ha fatto quest'anno il corso di conduzione radiofonica base. Anzi, Esatto. sto dicendo quest'anno, ma in realtà sto parlando dell'anno appena passato. Eh perché già, ormai già. ricordiamo, siamo nel 2020. E allora rinnoviamo anche gli auguri a tutti quanti per chi si fosse collegato magari da poco in questa diretta. Oggi è sabato 4 gennaio 2020, questo numero Ufficialmente anno, proprio. numero anno, no, questo anno con un numero strano, particolare. Bello numero anno. Hai visto? Questo numero anno del 2020. Bene! No, Bene! è così che funziona. Ecco, Funziona Vale, così. vediamo anche adesso le immagini della pista di pattinaggio. Vedi, i nostri cameraman e la regia stanno proponendo proprio quasi un primo piano del... Scusa, ho pestato il piede al regista, ma non l'ho fatto apposta. Un primo piano, proprio l'immagine stretta della gente che si sta divertendo sui pattini, perché ve lo ricordiamo, questa pista di pattinaggio è assolutamente un'eccellenza per San Vendemiano. Sono 800 metri quadri di pista sul ghiaccio. E guarda quindi- come si sta riempendo, Riccardo. Assolutamente, assolutamente. Ci sarà poi una pausa verso le 16:30, perché tu non lo sai, Vale, però questa pista ogni blocco, adesso non so quanto tempo passa, viene di nuovo ripristinata, il ghiaccio viene tirato, c'è una macchina rasaghiaccio apposta che ripristina le Beh, condizioni certo, ma perché ottimali. tutte le persone che ci passano sopra sappiamo che i pattini sul ghiaccio hanno una lametta sotto. Esatto, sì, quindi sì, sì. diciamo rovinano, passami il termine, un pochino la pista, quindi ogni tot va ripristinata. Assolutamente. Però che meraviglia vedere tutta questa gente che si diverte qui. Poi è bello anche che una persona non debba andare nelle città di montagna per poter godere di una cosa del genere. Quindi Esatto. assolutamente apprezzabile l'iniziativa della città di San De Vendemiano. Quindi venite a trovarci, venite a provare le emozioni che ci sono palpabili qui a San Vendemiano, magie d'inverno, ve lo ricordo. Peraltro tutti gli eventi continueranno fino alla fine di marzo più o meno, fino al carnevale. Che meraviglia. Quindi finirà il periodo natalizio, ma non finiranno le sorprese, non finirà il villaggio, ci saranno sempre tante attività e tanti eventi che poi magari potremo anche leggerceli un po' insieme e Ma proporli. quindi fino a marzo posso venire a pattinare sul ghiaccio? Certo che puoi, che fino a che la bello. temperatura consentirà di mantenere le condizioni ottimali della pista, perché poi lo sai, se fa troppo caldo ovviamente Diventa è un po' impossibile. difficoltoso, certo. Questi sono gli appuntamenti, vuoi che ne leggiamo? Quanto tempo abbiamo? Un minutino ancora? Sì, dai, ce la facciamo a leggere qualche appuntamento. Allora, l'abbiamo detto, oggi sabato 4 gennaio, oltre ai pony che sono all'esterno e quindi si può provare l'emozione di salire sui cavalli, c'è anche il mago Sirio che ha iniziato il suo spettacolo. Domani invece alle ore 16:30 ci sarà una nuova edizione di Diana Orfei, quindi uno spettacolo assolutamente particolare, magico, dedicato ai bambini, una sorta di circo per i bambini, con tutti i protagonisti dei cartoni animati e delle favole che tutti amano tantissimo. Continuiamo invece domenica, quindi domani alle 20:30, noi saremo qui il pomeriggio comunque, non so tu, no, domani non ci sei. Non credo, domani no. Domani ci abbandoni, va bene, proveremo... Ah, giusto, perché tu domani devi andare a portare i doni. Sì, il carbone a te, lo A me ribadisco, sì, il carbone. io me lo merito tutto, invece per i bambini dolcetti e calze varie. Domani sera invece, grazie anche alla Proloco di San Vendemiano, è stato organizzato il Panevin, questo evento ormai tradizionale, no? Qualcosa che continua da decenni, generazioni. E quindi il Panevin in via dello Sport a San Vendemiano dalle ore 20:30 circa. E pensa che nonostante tutti gli anni mi bruciano, io rinasco come la fenice. Ecco, non ci si libera mai di Non lei. ci si libera mai di me. Ecco, tra poco ti racconterò invece, oltre al weekend, che cosa accadrà anche lunedì. Lunedì comunque è giorno festivo ancora, poi da martedì invece riprenderemo tutti quanti le attività normali, anche noi in teoria. Anche noi, senza la teoria, anche noi. No, dico se ci arriviamo, perché se andiamo avanti così a mangiare come mangiamo in questi giorni, direi che... Parla per te, cioè tu che stai mangiando come una scrofa, Dio. È vero, io vero, no, è vero. io no. In questo Natale mi sono dato alla pazza gioia culinaria. Ma continuiamo ancora un pochino con la musica, tra poco. Tutte le parole sai che non ti servono più quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno te lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie no, quando sembra tutto fermo
la tua ruota girerà. Sopra il giorno di dolore che uno ha. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere, te l'han detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po', e la vita è un po' più forte del tuo dirle ancora no, quando la ferita brucia la tua pelle si farà. Sopra il giorno di dolore che uno ha. Tururu, 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 quando il cuore senza un pezzo il suo ritmo prenderà, quando l'aria che fa il giro i tuoi polmoni beccherà, quando questa merda intorno sempre merda resterà, riconoscerai l'odore perché questa è la realtà, quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai che ora è, che la vita è sempre forte, molto più che facile, quando sposti appena il piede, lì il tuo tempo crescerà. Sopra il giorno di dolore che uno va. Tururu, tururu, tururu.
E si è interrotta la diretta Facebook, ma non è un problema, noi continuiamo ad essere online comunque su venetoglobe.com e anche sul canale YouTube. Volevo dirlo alla regia che si è interrotta anche questa diretta, quindi adesso vediamo se basta ricaricare la pagina per ritrovarla oppure dobbiamo farne partire ufficialmente un'altra. Vediamo, forse ripartirà tra brevissimo, quindi rimanete comunque collegati con noi. In teoria, Vale, tu avevi spiegato che basta mettere il Sì, assolutamente. Giusto? Quando la diretta si interrompe, come fate sulla pagina di Radio Academy, potete farlo anche su quella di Veneto Globe, mettete un pim sul campanellino e vi avvisiamo appena la diretta riparte. Esatto. Quindi anche in questo caso fatelo, che così potete essere avvisati appena la diretta per un motivo o per un altro si interrompe. Ed è ripartita quindi anche questa diretta. E noi riavviamo un video party sui nostri profili personali, di modo che possiamo condividere di più e essere più presenti in questa diretta. Noi siamo sempre a San Vendemiano, questo è Magie d'Inverno, il villaggio di Natale che ospita una pista di pattinaggio davvero eccellente e tante cose anche per i bambini più piccoli, perché ci sono i gonfiabili, ci sono i tappeti elastici, in questo momento c'è il mago che sta facendo ancora lo spettacolo, quindi e poi ci sono le luci, i coriandoli, i sassi, e insomma ne abbiamo per tutti i gusti, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro in questo momento è inquadrata la pista dove ci sono i pony che stanno Brava. facendo giocare, passami il termine, i bambini, quindi se volete portare il vostro bimbo ad avere una sorta di esperienza un po' pet therapy, chiamiamola così. Esatto, comunque di potete fare un'esperienza portarlo. su un animale che Beh, insomma non è che si vedono tutti i giorni. No, infatti, anche perché siamo sempre più noi animali di città, diciamo così, quindi Certo. perdiamo un po' questo contatto con gli animali che poi una volta invece crescevano con noi, Con no? la natura proprio, no? Con tutti questi Quindi elementi. è molto bella anche questo tipo di iniziativa. C'è anche Jacopo che ci manda un saluto su Facebook, quindi salutiamo anche lui, lo saluti tu? Ciao Jacopo, ci vediamo presto, che devi cominciare il livello intermedio di conduzione radiofonica. Esatto. E ti metteremo un sacco alla prova, preparati. Beh, è vero, no? Ah, proprio sei già partita carichissima. Beh, mi piace certo, questa cosa. assolutamente, perché bisogna essere carichi quando si fa questo tipo di lavoro, dobbiamo essere carichi e rimanere sempre sul pezzo, come si dice Esatto, dalle nostre parti. belli no? concentrati. Ecco, a proposito di concentrazione, mi stavo perdendo questa cosa. Sono arrivati degli amici a trovarci e intanto si sente che rientra il microfono del mago Sirio all'interno della struttura. Ha qualche problema di audio e a noi ci rientra nei microfoni, non temete, non siamo noi, non è colpa nostra. Dicevo, dobbiamo salutare due amici che sono arrivati a trovarci poco fa, eravamo qui fuori a chiacchierare. Sì, sono gli amici del caffè Puntiglio di Conegliano, quindi vi invitiamo anche quando avete voglia di fare un buon aperitivo di andare a trovarli. no? Esatto, quindi salutiamo Max e salutiamo Mary, che sono i due che sono venuti a trovarci poco fa e adesso stanno girando e godendo anche loro di Magie d'Inverno, perché forse è la prima volta che vengono a Credo proprio visitare di questa sì. struttura. Credo sì. proprio di sì. Beh, direi anche che tutto così concentrato con tutte queste attività è veramente molto bello, devo dire, Ecco, dobbiamo dire una mezza verità, giustamente per onor di cronaca, la pista di pattinaggio oggi è bella affollata, c'è tanta gente. Ecco, vedi la Rasaghiaccio in questo momento si sta sì. preparando, tra poco la pista si svuoterà perché questa macchina deve entrare e come abbiamo detto deve ripristinare il ghiaccio, di modo che poi nel prossimo turno il ghiaccio sia di nuovo perfetto per poter pattinare. Riccardo, scusami, Sì. c'è arrivato un messaggio da Max che ci chiede cosa ordino da bere. Ma si possono scrivere queste cose in diretta? Io non lo so. Lui ci sta ma io mi guardando e chiedo sta se è ridendo normale. tantissimo Va bene, e va bene. sorridiamo anche noi. Quello che vuoi comunque, basta che sia offerto, a noi va bene tutto. No, scherzavo chiaramente. Ma continuiamo un po' a godere anche di queste magie d'inverno. Ricordiamo a tutte le persone che vogliono farsi un giro qui a San Vendemiano, Sì. possono godere veramente di tutto e di più, dagli stand enogastronomici Giusto. alla corsa sui pony per i bambini, ricordiamo la pista di pattinaggio, ricordiamo i gonfiabili, ricordiamo i tappeti elastici, ci sono veramente un sacco di cose. E Quindi- c'è anche una zona ristoro con dei tavoli, delle panche completamente riscaldata. L'avete visto, è dove ci sono i gonfiabili, ma c'è anche un'altra area proprio dove potersi accomodare e stare al calduccio. In queste giornate che, vabbè, è vero, non sono poi così fredde, ma se uno dovesse avere un po' di freddino c'è anche quest'area riscaldata che insomma ci permette di stare comodi e tranquilli. Salutiamo anche Frankie Minu che Grande, ci saluta. lo zio Frankie. Ciao Frankie.
Lui è uno dei musicisti più bravi che abbiamo sul territorio. Lui è, vabbè, friulano, insomma, di Latisana. È un caro amico, trombettista d'eccezione. Ti faccio due nomi a caso. E continua a entrarci il microfono del mago. Del mago, vabbè, non è colpa Questo nostra. rumore in sottofondo è il microfono del mago. Scusami, ti ho interrotto, Riccardo. No, niente, vai. volevo farti due nomi così, giusto per farti capire chi è Frankie. Lui ha suonato con Giorgia, con Marco Mengoni, insomma, con gente vedi, così, gente, insomma. gente così, che non troviamo proprio dietro l'angolo, dobbiamo dire, no? E dobbiamo salutare al volo anche un altro amico che ci ascolta dall'Australia, grande, che purtroppo non è in una bella situazione, ma casomai tra poco ne parliamo. A tra poco. Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono che devi proprio farti fuori, se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri mitici. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Dicono che nasci solo per soffrire, ma se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Dicono che i sogni sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere solo la metà. E la vita che non spendi, che interessi avrà? Si può però morire vivendo sempre solo per sentito dire. Si può però morire per la fame che non hai. Dicono che il cielo ti fa stare in riga, che all'inferno si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour, vivere solo la metà. E la vita che non spendi, che interessi avrà?
Demiano, magia d'inverno, Valentina Corte e Riccardo Checchin qui con voi. Ma ciao! Ma ciao! Così era per fare. Ciao a tutti bambini, ciao a tutti! Ci mancava Sbirulino, è vero. Ci stava poi oggi, no? Ci stava, Con tutti questi sì, bimbi. sì, ma Chissà qui è neanche se bello. si li ricordano questi bimbi, no, non penso. Guarda, posso Ma- garantirti che mio figlio conosce Sbirulino. Oh, che bello, ma sarebbe bello far conoscere a tutti i bambini che purtroppo hanno avuto la sfortuna di non conoscere chi era Sbirulino, farlo conoscere. Beh, no? per fortuna per loro perché sono giovani, per noi meno che siamo vecchi, però effettivamente abbiamo vissuto di certi personaggi davvero ma belli perché erano belli, capito? Sì, Sani, ecco, questa è la parola che volevo trovare. Bravo, sani è proprio la parola giusta secondo me. Come sono sane le attività che trovate qui a San Vendemiano a Magia Sì. d'inverno. Ricordiamo che c'è la pista di patinaggio, le luci, I coriandoli, i sassi e ne abbiamo. Ma ci sono anche un sacco di altre attività. Oggi hanno portato i pony per fare conoscere un po' quello che può essere il contatto con gli animali ai bambini. Ci sono i gonfiabili, ci sono i tappeti elastici, quindi ci sono un sacco di cose per i bimbi, ma anche per i grandi. Esatto. Ci sono un sacco di stand enogastronomici e anche di mercatini un po' particolari, quindi si possono acquistare un sacco di prodotti. C'è anche del buon vino e qui davanti abbiamo una testimonianza diretta che Non chiedere è sempre un problema, secondo me, Riccardo. Ma va bene no, così, è bello dai. quando ci vengono a trovare gli amici e vogliono condividere con noi certi momenti, capito? Ma ci sta, dai, ci sta. Fa assolutamente piacere. Dobbiamo fare un ringraziamento che non abbiamo ancora fatto, ma è doveroso, anche se un po' li abbiamo nominati. A proprio lo staff di Veneto Globe, è importante. Abbiamo una serie di tecnici preparatissimi, sia in regia, una serie di cameraman che insomma seguono tutto quello che succede qui. E poi abbiamo il grande capo supremo che non posso nominare perché lui è l'innominabile. Però c'è, insomma, quindi Ma- sono il motore importante. Stavi leggendo una cosa? Sì, esatto, Riccardo, Ok. vorrei un attimo azionare, se si può usare come termine, un Non so, momento un vedi. po' serietà, Sì. perché in Australia c'è un momento un pochino difficile, È vero. insomma, stanno vivendo veramente momenti tragici, perché c'è un incendio che ha sconvolto un po' il sud dell'Australia e quindi ci sono situazioni veramente drammatiche in questo momento, perciò siamo vicini a queste persone e salutiamo ancora e abbracciamo Nicola. Nicola che è un amico di Conegliano, lui è proprio di qua, ma si è trasferito qualche tempo fa in Australia, sta portando avanti un'attività molto bella peraltro, lui lavora nel campo enogastronomico, diciamo così. Ha portato anche la cucina italiana lì in Australia. In questo momento appunto lui ci sta seguendo e ci dice che non è proprio un momento felice. Addirittura ci sono delle aree grandi come il Belgio che stanno bruciando in questo momento. Quindi mandiamo noi un abbraccio virtuale per quanto possiamo da Conegliano, da San Vendemiano fino in Australia e abbracciamo tutti quanti. Forza, coraggio, mi raccomando, tenete duro. Tenete duro tutti e Nicola, non so quanto ne parli, ma in realtà è un argomento che comunque si sta sentendo in Italia. Certo. Ne stiamo parlando e comunque ne parliamo anche a noi perché comunque è un argomento che ci sta a cuore. Perciò, come ha detto Riccardo, forza e coraggio. Speriamo che tutto si risolva quanto prima, assolutamente. Assolutamente. Ma ritorniamo un po' a questo spirito natalizio Sì. che c'è qui a San Vendemmiano, quindi invitiamo tutte le persone intanto a seguirci su Facebook se non possono essere qui, no? Su Facebook. Sì, infatti ho detto che cos'è? Facebook. Se non possono essere qui, ricordiamo sempre che possono mettere quel famoso plim sul campanellino della pagina di Veneto Globe Esatto. ed essere avvisati appena noi siamo in diretta. In questo caso quasi sempre tu, eh. Oggi Sì, io sono sì, quasi una sì. special guest, devo dire. Ma finalmente era da un po' che ti invitavo, ma giustamente tu hai degli impegni extra lavorativi che comunque ti fanno andare lontano, mannaggia, lontano. Ma sempre vicina col cuore a Radio Academy, a Oh, te brava. e a tutti gli amici che ci ascoltano sempre. Allora, c'era un altro evento, quanto abbiamo? Sempre un minutino, te lo leggo Vai, perché vai. lunedì ci sarà, lunedì 6 gennaio, abbiamo detto è ancora festivo, ci sarà un evento particolare, sempre dedicato ai più piccoli. Te lo spiego, ci provo. Spiegamelo. Il titolo è Trasformazioni. E inizia così il racconto di questo evento. Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questa è una delle leggi fondamentali della fisica, no? Tu lo sai. Fisica, chimica e biologia devono inchinarsi a questa legge fondamentale, legge che regola la natura e i suoi cambiamenti. Attraverso curiosi esperimenti scientifici, esplosioni e strane pozioni, indagheremo sui segreti della scienza e le sue trasformazioni. Accompagnati da un esperto scienziato scopriremo le potenzialità, le incredibili applicazioni e anche i pericoli delle più grandi trasformazioni scientifiche. Quindi?
quindi bello, ci saranno tutti degli esperimenti scientifici. Ah, è bello, quindi è un piccolo laboratorio per bambini, no? Da come ho Esatto, capito. fisica e chimica si uniscono per far capire ai bambini di che cosa si tratta. Che meraviglia, che Hai bello visto? anche questo. Ma veramente voglio fare un plauso al comune di San Vendemiano che Sì, fa tutte sì. queste attività non solo per grandi ma anche per piccini. Perciò Brava. veramente un applauso a tutti Vero, quanti. vero, vero. Bravi, bravi, bravi. Ecco perché noi siamo qui. They've got fire. Well, I've got lightning bolts. They keep hunting, trying to kill my hope. And everywhere I go, I see them in the corner of my eye. Shouting that it's over, shouting that I'd stop the fight. Can somebody tell me how to win the fight? Can somebody tell me is the fear inside? I wanna learn how to live without the consequences. I wanna learn how to live without the consequences. Shaking fingers, chest gets tighter now. Try to stay calm, try to come back down. But everywhere I go, I see them in the corner of my eye. Shouting that it's over, saying I should stop the fight. Will somebody tell me how to win the fight? Can somebody tell me is the fear inside? I wanna learn how to live without the consequences. I wanna learn how to live without the consequences. I'm sitting waiting outside the window, trying to tell me how to live. Oh, they won't go. I can see them waiting outside the window, trying to tell me how to live. Oh, they won't go. Oh, they won't go. Oh, they won't go. Oh, they won't go. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I
could feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. Do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. ¿Cómo pudiese olvidar? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild.
close. Where to love when all is in? And now put your hands in the air. I'ma go through your stuff. Where to love, put the running into. Asking me to stay. Never met a girl I could trust. You're saying those words like you hate me down. Our house is burning when you're gazing hell. There in the ashes, your soul is in. Don't be afraid of these thunderclouds. RC Radio, sabato 4 Ma quando? gennaio. RC, Non è vero. scusa, Veneto Globo. Oggi no, non è vero. Hai ragione. Solo Veneto Globo. Solo Veneto Globo oggi e i ragazzi di Radio Academy. Basta, licenziata, non verrà mai più. Scusatela, non è colpa sua, ma d'altra parte è abituata così. È colpa abituata mia, ma così. ormai ho, come posso dirti, installate delle cose in memoria, quindi alla fine dico sempre quelle. Tu immagina se un giorno ti chiamasse un network importante, Eh. no? Di quelli veri, tipo RDS, quelle robe E lì. dico Radio DJ. No, è Radio Conegliano, che meraviglia. Ma dove? No. Radio Conegliano basta, finito. Aspetta finito. che la rifacciamo. Sì. Veneto Globe, sabato Brava. 4 gennaio sono le 16:09. Noi siamo ancora a magie d'inverno qui a San Vendemiano. Riccardo Checchini e Valentina Corte qui con voi. Yes, allora inizia a scendere un po' il freddo, insomma, vabbè, dai, oggi è una giornata piuttosto calda, ma si sente che la temperatura sta un po' scendendo. Peraltro si sente che io sono raffreddatissimo, perché me la porto Sei avanti. raffreddato? Sì, non si sente? No, non si Me sente. lo sento io. Hai sempre la tua bella voce Grazie, sensuale. Gioia, graziella. Ma noi aspettavamo un ospite che non abbiamo capito se arriva o no. Esattamente, ci hanno appena comunicato l'arrivo teoricamente di una delle responsabili dei pony, quindi di questo evento che è stato creato oggi soprattutto per i bambini, no? Questo percorso dedicato ai bambini per provare l'emozione di salire su un piccolo cavallo, e quindi la stiamo aspettando questa ragazza, credo, sì. Sì, sono tutte ragazze. Sì, non ci hanno detto chi arriva in realtà, però Vabbè, noi siamo in arriverà. attesa e rimaniamo in attesa. Arriverà. Esatto. E intanto ricordiamo che comunque qui a Magie d'Inverno a San Vendemiano le attività sono sempre tante. Oltre agli eventi che vi abbiamo elencato fino a poco fa, c'è sempre fissa la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che è il fiore all'occhiello di questo evento, no? Tra l'altro, Hai guarda, visto guarda quanta come gente? si è riempita la pista, mamma, che meraviglia. E si riempirà ancora di più, vedrai, adesso te l'ho detto, tra poco comunque faranno uscire tutti per ripristinare il livello del ghiaccio, ma poi alle 5 c'è il cambio, però veramente c'è tanta gente. Domani ne è prevista veramente tantissima, domani e lunedì, che sono gli ultimi 2 giorni, non di Magie d'Inverno perché comunque la cosa va avanti, però gli ultimi 2 giorni di queste vacanze natalizie. Ma che bello che comunque che prolunghino queste attività anche È vero. dopo l'Epifania, perché in genere quando parli di casette con l'Epifania, comunque con il pane vin, come si dice dalle nostre parti, Epifania, tutte le feste si porta via. In realtà comunque tutte le attività, abbiamo la Abbiamo regia un regista che ride, quindi commenta. voi non lo vedete per fortuna. Come per fortuna, ma povero. Aspetta che ha lanciato la battuta, la ripeto perché mi sembra giusto. Epifania, tutte le casette si porta via. In realtà Invece no. In realtà Vi no, rimangono. perché comunque rimarranno un sacco di attività qui a San Vendemiano. Perciò se volete godere anche voi di queste attività come la pista di pattinaggio, che in realtà è per grandi e per piccini, Certo. potete ancora trovarla fino a marzo, dicevi Riccardo, no? Sì, comunque fino a che il clima permetterà comunque di mantenere il ghiaccio a livelli ottimali. Volevo dirti un'altra cosa comunque, perché abbiamo detto sì, Natale finisce ma le attività continuano. Devi sapere, Vale, che qui a San Vendemiano comunque il Natale inizia prima. Perché dai. se da tutte le altre parti inizia con l'8 di dicembre, no? Sì, in Quindi genere sì. quello è il periodo, qui addirittura a metà novembre già era tutto attivo. Ah, però. Sì. Vedi, mo. Che belli propositivi che sono questi del comune di San Vendemiano. Sì. Poi ricordiamo tutti i vari eventi che ci sono anche durante l'anno, perché Magie d'Inverno chiaramente finirà poi con il carnevale, ma d'estate ci sono tante altre attività. Ad esempio vicino al campo sportivo ci sarà l'estate sport,
Un evento un po' più corto, dura circa un mesetto, 3-4 settimane. Tra l'altro, se non erro, ci sono anche un po' di concerti, Ci sono comunque i musica concerti, dal sì, 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 vivo, c'è la DJ musica, e quant'altro. Quindi c'è una sorta di sagra anche lì dove si può mangiare, quindi vedete, il comune non si ferma mai, le attività del comune insieme alla Proloco ovviamente organizzano tante cose, quindi io veramente mi sento di dover fare continuamente i complimenti perché non sono tutti uguali i comuni. no, decisamente no. Poi sono veramente attività che vedi che sono mirate a far piacere, passami il termine, alle Certo. persone comunque che vivono nel comune di San Vendemiano e non solo. Esatto. Quindi sono tutte attività legate al divertimento delle persone, perciò sì. veramente ancora un grosso applauso. Fammi dire altri 2 eventi se posso? Certo, devi. Grazie. Continua quindi la parte artistica di San Vendemiano, anche se finirà il periodo natalizio. Sabato 11 gennaio alle ore 15 ci sarà il saggio, il concerto di Natale della Music Area Academy, una scuola di musica moderna proprio qui di San Vendemiano. Come ogni anno la Music Area, appunto questa scuola di cui vi parlavo con la collaborazione del comune di San Vendemiano, organizza il Winter Stage. Questo è il titolo dell'evento, l'occasione per mettere in risalto la bravura e l'impegno dei propri allievi. Il concerto è il risultato di un percorso iniziato nei precedenti anni accademici per gli allievi più longevi o in questo anno scolastico per i nuovi arrivati, ma che offre comunque la possibilità per ognuno di esprimere il proprio talento e la propria espressività con lo strumento. Ecco, quindi un altro bel evento da godere si farà qui dentro, la tensostruttura, dove avete visto la zona gonfiabili, eccetera, ci sarà questo concerto. Tra l'altro ricordiamo che questa struttura è riscaldata. Esatto, Quindi esatto, sì. a tutti i genitori che vogliono portare i bimbi a giocare, come si dice, potete portarli senza avere il timore che si piglino un raffreddore. Esatto. Invece domenica 12 gennaio doppio evento. Hai capito? 2 eventi abbiamo. A partire dalle ore 16 ci sarà lo spettacolo sul ghiaccio che si chiama La magia sul ghiaccio, appunto, un evento straordinario, uno spettacolo grandioso di pattinaggio in pista con Luca Lanotte e Anna Cappellini e altri grandi atleti che fanno proprio questo tipo di lavoro, quindi sono dei veri pattinatori. Ci saremo anche noi di Veneto Globe in questa occasione, faremo le riprese, quindi metteremo in streaming questo evento molto molto bello. Invece la sera alle 18, quindi dopo questo spettacolo sul ghiaccio, ci sarà un concerto che io amo moltissimo, ma perché li conosco, ed è un coro meraviglioso in concerto, si chiamano River Gospel Mass Choir. Tanta roba. Il River Gospel Mass Choir di Ponte della Priula è felice di tornare a esibirsi nella fantastica cornice del villaggio Magie d'inverno di San Vendemiano. A dirigere i 50 coristi, pensa. Ho ancora tempo, non ne ho più? Sì, ne hai, vai. Ma non tanto. Vabbè, ci Vabbè. parlo sopra, non importa. Ci parli sopra, vai. Tanto non siamo in radio, quindi lo possiamo fare. Dicevo, a dirigere i 50 coristi ci sarà il direttore della Nazionale Italiana Gospel, Alessandro Pozzetto, un cantante incredibile, un direttore meraviglioso, accompagnato da Ivan Zuccarato alle tastiere e Simone Gherardo alla batteria. Grande batterista Simone, lo conosco. Il coro e il suo direttore proporranno un repertorio che spazia dai canti della tradizione gospel fino al gospel moderno, passando per gli spirituals e gli immancabili canti natalizi. Quindi doppio evento per domenica 12 gennaio a partire dalle 16 con Magia sul ghiaccio, uno spettacolo di pattinaggio artistico che potrete vedere anche tramite Veneto Globe, quindi sul nostro sito internet o comunque sui nostri canali social, e poi la sera dalle 18 il River Gospel Mass Choir. Quindi direi un concerto da non perdere e un evento da non perdere. Una giornata da passare qui a Magie d'inverno a San Vabbè, ma Vendemiano. continuiamo un po' dopo con i prossimi eventi che dici, Sì, Riccardo? sì. Vabbè. Vi lasciamo ancora un pochino con la musica adesso. Ciao. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo.
via. E siamo di nuovo qui a Veneto Globe, sono le 16:19, sabato 4 gennaio, abbiamo un ospite, ciao! Ciao a tutti, Intanto dici il tuo nome. io sono Carlotta, di cognome Agnoletto. Ah, ne ho detto proprio nome e cognome, quindi se volete stalkerarla su Facebook vi ha dato nome e cognome. Trovate poco materiale. Cosa fai allora Carlotta qui? Sono venuta qui con la mia squadra di pony, la mia squadra di ragazzi, per proporre un'animazione con i pony, con i cavalli, per i bambini che vengono qui a San Vendemiano. Tra l'altro lo vediamo anche nei nostri schermi, quello che sta avvenendo in questo momento. Mi dicevi che hai messo in pausa i pony in questo momento perché tu sei qui con noi, giustamente. Certo. Ma dimmi un po', com'è nata questa attività, questa iniziativa? Beh, allora, l'attività della nostra scuola, che si chiama Scuola di Equitazione L'Isola, in via Grave a Cimadolmo, è nata da una mia grande passione. E i miei pony sono dei fidati compagni, per cui si adeguano a qualsiasi situazione, e sono riuscita a portarli anche qui in piazza. Beh, devo dire che è un'iniziativa meravigliosa da parte del comune di San Vendemiano, che vi ha chiamato intanto, e da parte tua che fai questa cosa. Tra l'altro credo che fare questa cosa con i bambini dia veramente tanta soddisfazione, perché i bambini hanno questa purezza di emozioni, chiamiamole così, che salire sopra un pony così penso che sia una cosa splendida, no? Assolutamente sì, io faccio questo lavoro da tanti anni, però quando vedo il sorriso di un bambino che sale a cavallo per la prima volta è sempre un'emozione anche per me. Bene, sono molto felice. Tra l'altro voglio farti una domanda un po' particolare. Qual è l'emozione più bella che provi quando fai questo tipo di attività e in queste occasioni? Quindi siamo ancora in periodo natalizio, quindi qual è l'emozione più bella che provi quando fai queste cose? Beh, allora, sicuramente alla base un grande senso di gratitudine per questi animali che sono estremamente disponibili e generosi, e che si prestano a essere a servizio, tra virgolette, dei bambini, e una grande gioia perché credo tanto nel rapporto uomo-cavallo, e quando vedo un piccolo bambino che incontra un cavallo è una grande gioia, un grande piacere. Ma Carlotta, giusto? mi hai Carlotta, detto. Carlotta. Ok, Carlotta, vogliamo un po' ripetere i riferimenti per una persona che vuole provare questa esperienza con i cavalli o comunque con i pony ai suoi bambini? Dove può contattarti una persona che vuole cercare di far provare questa esperienza al proprio figlio? Allora, la nostra scuola di equitazione si trova a Cimadolmo, in via Grave, numero 3, e si chiama Scuola di Equitazione L'Isola. Abbiamo una pagina Facebook se volete seguirci, e colgo l'occasione per invitarvi tutti quanti al nostro spettacolo della Befana con Panevina a seguire, che si terrà domani presso la nostra sede. Ah, ok, quindi invitiamo tutte le persone che ci stanno guardando ed ascoltando a partecipare al tuo evento, assolutamente. Che tipo di attività fai oltre a queste nella tua struttura? Allora, la nostra attività verte soprattutto sull'insegnare alle persone ad incontrare il cavallo e a cavalcarlo. Poi, nello specifico, chi vuole intraprendere un percorso di maggior approfondimento creerà la sua prospettiva all'interno del mondo dello spettacolo equestre. Ah, che meraviglia! Hai avuto qualche soddisfazione nel tuo percorso lavorativo? Oltre al fatto stesso di vedere la gioia negli occhi dei bambini, che penso sia già di base un bel traguardo, no? Beh, assolutamente sì. Diciamo che la nostra associazione ha 1 anno di età e abbiamo intrapreso il percorso nel mondo dello spettacolo equestre con i bambini. Siamo abbastanza pionieri di questo progetto, per cui abbiamo iniziato da una mia necessità interiore, diciamo così, Bene. e i risultati non sono tardati ad arrivare, per cui abbiamo il gruppo, diciamo, di punta, che è stato selezionato per un galà serale in una manifestazione molto importante a livello nazionale, che si terrà a primavera. Ah, ok, possiamo nominare dove sarà questa... Sì, Travagliato Cavalli. Ah, bene, quindi invitiamo anche tutti a seguire questa manifestazione, no? Cosa dici? Certamente sì. Allora, Carlotta, so che sei un po' di pressa perché, come dicevi, hai i pony in ferma perché stanno aspettando te, le tue ragazze, che penso che tu abbia un bel po' di collaboratrici, mi sembra di aver visto, no? Per forza, sì, siamo una bellissima squadra. Bene, vogliamo lanciare un bel messaggio positivo alle persone per Natale o comunque per il 2020, per l'anno nuovo? Certo che sì. Allora, io direi:
quando qualsiasi cosa voi facciate, che sia un percorso sportivo, un percorso di condivisione, un percorso di divertimento, mettete sempre al primo posto la relazione, soprattutto con gli animali. Perché gli animali, è proprio vero, ci danno un sacco di soddisfazione, ci danno tanto anche senza chiederci niente a volte, no? Ebbene sì. Quindi noi ringraziamo Carlotta per essere stata qui ospite con noi a Veneto Globe, ti ringraziamo tantissimo, ti lasciamo Grazie a voi. alla tua attività e ricordiamo gli eventi, se vuoi ricordarlo velocemente, l'ultimo che sarà domani. Domani ore 15, Scuola di Equitazione L'Isola, via Grave 3, Cimadolmo. Grazie a tutti. Noi continuiamo con la musica, a dopo. Stars shining, my heart couldn't feel the beauty of the rising sun. And I'm lost like a bottle that floats in the sea. Forever will somebody pick up my hope, will somebody try? Will I realize? 'Cause it's broken, broken. Something got broken, like stolen, stolen. Like if it was stolen and hurting, hurting. I have been hurting and now only time will tell, time will heal. Just pieces of truth that I chose to keep, and no matter if now they are gone, no matter if I am alone, still I can get back on my feet and walk on, as I know that was something to learn. I know there will always be more worth moving on for. Though it's broken, broken, something got broken, like stolen, stolen. Like if it was stolen and hurting, hurting. I have been hurting and now only time will tell. 'Cause it's broken, broken. Something got broken, like stolen, stolen. Like if it was stolen and hurting, hurting. I have been hurting and now only time will tell. I'd love to be one of those colorful, lovely summer days when everybody's happy that you came. Everybody smiles back at you as soon as your eyes cross their eyes. But something has to happen first. I know winter has to come before it blossoms. So it's broken, broken. Something got broken, like stolen, stolen. Like if it was stolen and hurting, hurting. I have been hurting and now only time will tell. 'Cause it's broken, broken. Something got broken, like stolen, stolen. Like if it was stolen and hurting, hurting. I have been hurting and now only time will tell, time will heal. Yeah, yeah. Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va.
passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie e di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho un mantello fatto di stracci. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Oh, sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi Pieni di te. Te, I wanna Sì. sgherz. Complimenti per la nota che hai preso, bella, complimenti davvero. Valentina Corte qui insieme a me, Riccardo Ghecchin. Io ormai mi conoscete tutti i fine settimana su Veneto Globe, qui da Magia d'inverno a San Vendemiano. Oggi c'eri anche tu, è stata bella questa cosa, Sei no? divertito? Ecco, volevo ringraziare anche il nostro regista che mi ha fatto diventare rosso. Adesso io sono Sembri tutto rosso. abbronzato. Guarda lì, sono tutto rosso. Bello così, mi sì, piace. ha Vabbè. detto, sì. Sembro il Gabibbo. Vabbè, forse me lo merito anche. Allora, siamo arrivati in chiusura di questo pomeriggio qui a San Vendemiano. Abbiamo visto i pony, abbiamo visto la pista di pattinaggio. Ecco, avete visto, ve l'abbiamo raccontato prima, no? Si è svuotata perché adesso sta passando la macchina rasaghiaccio, ripristinerà il livello ottimale per il prossimo turno che inizierà verso le 17. Io me lo immagino lui che gira con la canzone I've got the power. Esatto, bello, eh? Ah, Chi no. non vorrebbe a casa una rasaghiaccio così? solo No, ma per soprattutto girarci? lui, perché ci sono tutti che lo stanno aspettando Giusto, per riuscire giusto. a rientrare nella pista di pattinaggio, e lui è lì con sgrandone che passa, che passa la pista di pattinaggio. Allora Vale, siamo veramente arrivati alla chiusura, alla fine di questa diretta. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti quelli che mi conoscono, ma soprattutto saluto caramente a tutti E un abbraccio. Oh, e questo era il saluto anche della nostra signora Giovanna. Per chi non la conoscesse, venite a scoprirci dal 7 di gennaio su Radio Academy. Poi vi spiegheremo come, dove e perché. Comunque tante sono le novità che neanche Valentina sa ancora. Oh, che qualità, che varietà, Tanta, che tanta felicità. roba. Noi vi lasciamo con l'ultima canzone, grazie di essere rimasti con noi, l'appuntamento è per domani, domani mattina c'è alle ore 10 circa, voi collegatevi verso le 10, poi appena partiranno le partite di hockey sul ghiaccio a Pieve di Cadore, credo, sì,
con ospiti ovviamente, con protagonisti da Ice Team Sanve, no? Che sono i ragazzi che giocano a hockey, proprio partono da qui, da San Vendemiano, e poi pomeriggio ci saremo di nuovo noi, forse Valentina no, ma ci sarò io con tutte le notizie e gli eventi di San Vendemiano. Basta, abbiamo finito? Abbiamo finito, Riccardo. Ciao. Ciao. È stato bello. È stato bello anche per me. Vorrei lasciare con la tua canzone. Sì, dai, ci Che questa sta. canzone ti piace un sacco, ti dà sempre un sacco di energia, ma spero che dia un sacco di energia anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Giusto, un saluto da Veneto Globe, grazie a tutto lo staff, l'appuntamento è per domani, restate sempre con noi. E buon sabato sera a tutti! Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. I be dripping so much sauce, got a bin looking like Grey Goose. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. You know. I like shot a nigga better over time. You know. They just say I'm not the baddest chick you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. No, I'm not a snack at all. Look, baby, I'm a whole meal. David, you ain't being slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Hold up, baby, please don't make me have to take your shower. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. You know. I like shot a nigga better over time.